al convitto Paolo Diacono di Cividale. Siamo in un contesto speciale perché sta per andare in onda uno spettacolo, Rosada, che richiama la poesia a casarsa di Pierpaolo Pasolini. Ricordiamo che questo 22 è l'anniversario, è il 100° anno dalla nascita di Pasolini e appunto nel corso di una durata di 80 minuti per un'idea di Caraboa Teatro, per la drammaturgia di Gioia Battista, questo spettacolo parla della parola, la parola che vive, perché il poeta la scrive e scrivendo la trama si sente la voce dell'autore che dà corpo alla parola, che la riporta in vita, la trasforma in suono. L'idea appunto, come dicevamo, nasce da Caraboa Teatro, la drammaturgia e la regia di Gioia Battista. Stiamo aspettando per vedere fino in fondo la qualità di questo spettacolo che caratterizza uno degli appuntamenti più significativi di Mittelfest 22. È interessante pensare che sul palco ci sono le note di Paolo Fresu e l'interpretazione di Nicola Ciaffoni. C'è il canto anche di Elsa Martin e le musiche di Giulio Ragno Favero. Scopriremo un Pasolini inedito, una lingua che si fa musica, che si radica nella terra, la terra madre, perché Pasolini, lo ricordiamo, anche se molti lo sanno, è un autore bolognese ma di madre friulana, amante e fedele interprete della Marilyn. Presidente Corciulo, un piccolo bilancio di queste giornate inaugurali. Ancora una volta la qualità di Mittelfest ha attirato un pubblico attento, qualificato, ma anche, e questo è bello, di non addetti ai lavori, un pubblico sensibile allo spettacolo, alla musica, al teatro. Sì, questo è un po' l'obiettivo di Mittelfest sotto la direzione di Giacomo Pedini, ovvero quello di essere un festival per più pubblici, sia per i pubblici raffinati che quelli che vogliono vedere la cultura nelle varie sfaccettature. Quest'anno abbiamo un bel programma, un grande programma, abbiamo introdotto il circo in maniera strutturale. Ieri abbiamo avuto uno dei maggiori clown al mondo, ad esempio avevamo la sala Ristori pieno di bambini ed è secondo noi quella la strada per avvicinare alla cultura in diverse maniere. Uno spettacolo per tutte le età, con una lettura dello spazio-tempo di alto significato, però anche un bel gioco. Sì, esatto, quindi questo è un po' il gioco complessivo di questo Mittelfest, siamo molto soddisfatti, al di là del caldo di questi giorni abbiamo dei numeri importanti e questo ci rende felici perché chiaramente diciamo quest'anno siamo ritornati senza pandemia, abbiamo ripreso fondamentalmente senza limitazioni, quindi il mondo è pieno di attività, ma devo dire che abbiamo avuto un bellissimo riscontro da parte del pubblico e ripeto, grazie a Giacomo Pedini, al programma che ha messo in piedi, grazie a tutto lo una delle voci più autorevoli e significative dell'ente regionale teatrale, il professor Manzoni. Quando si parla di ERT e quando si parla di uno spettacolo come questo al quale abbiamo assistito, naturalmente la partnership dell'ERT, anche se non è sottoscritta giuridicamente, lo è sempre moralmente. Ma il professor Manzoni ci assicura che questa è un'opera che sarà prodotta nel circuito ERT. Assolutamente, verrà presentata quest'inverno sicuramente in 2 o 3 piazze, stiamo definendo i calendari e così probabilmente anche a Casarsa della Delizia, quindi proprio la patria di Pasolini. La lettura di questa lingua che si radica nella terra, che esce da essa quasi come lacrime e sangue, perché c'è il dolore, c'è il sangue, c'è la morte, ma c'è anche il canto. Sì, perfetto, poi con le voci di Elsa Martin, bravissimo Nicola Ciaffoni, mi sembra veramente fatto molto bene e anche usando in parte l'italiano permette anche a tutti di seguirlo molto bene. L'ente regionale teatrale propone anche
altre pièce di grande efficacia e di grande forza comunicativa. Senz'altro faremo di nuovo calendari molto, molto forti, con particolare riguardo quest'anno a Pasolini. Grazie, complimenti, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie. Verbi formati da un prefisso, un sostantivo, un aggettivo e un suffisso verbale in are o ire. Per dire, facciamo un esempio. Tra vaso, are, diventa travasare. Ok? È quello che io cerco di fare disperatamente con un po' di cultura nelle vostre teste. Oppure no, per dirne un'altra. In nervo ire, che diventa innervosire, no? Che è quella sensazione, no? Sentimento che io provo ogni volta che devo correggere i vostri compiti sempre pieni degli stessi errori. E io lo so che questo vi porterà a farvi bocciare, no, sì, lo so, Santi, non è un verbo parasintetico bocciare, perché gli manca il prefisso, sì. Però si adatterebbe benissimo a qualcuno di voi alla fine di questo meraviglioso quadrimestre assieme. Vabbè, andiamo avanti. Che cosa fa Pasolini? Pasolini a 20 anni fa quello che fa Dante, cioè conia un verbo parasintetico. In barlumide. In barlumide. Prende un barlume, cioè una luce fioca, e ci disegna dentro la sera. Le cuce addosso questo vestito speciale fatto apposta per lei. Sere in barlumide. E poi c'è sempre la sera, no? Perché la sera? Perché la sera è il filtro della natura. Con il filtro della sera gli oggetti chiari diventano scuri, l'ombra si allunga, ricopre ogni cosa. Gli oggetti cambiano forma, si trasformano, perdono i loro contorni. E la sera è il regno dell'ambiguità, dove l'illecito e il perturbante si possono muovere tranquillamente, nascosti dal favore delle tenebre. E questa cosa della sera, della notte, no, ha radici antiche, no? Ecco, io lo so che ogni volta che dico questa cosa voi alzate gli occhi al cielo e pensate, oh Dio, adesso riparto. Guido sceglie proprio quel nome, Hermes, per onorare i caduti, per continuare a combattere. Di certo Pierpaolo non immaginava che quel segno sulla mano li avrebbe accomunati ad anni di distanza, tutti e tre. Sarà per la furia di molte belle